Buona giornata, buon lunedì, buona settimana dalla redazione di Rete Veneta Focus TG fino alle 13 come di consueto con aggiornamenti in tempo reale, notizie. Vedete qui ho molti fogli, un po' alla volta li utilizzerò appunto per alcune notizie, alcuni approfondimenti. Avremo i nostri collegamenti dal territorio, abbiamo in scaletta Padova, la zona del Bassanese, anche Vicenza spero, con gli aggiornamenti che riguarderanno in buona parte ancora il tema Covid, vaccini. Stamattina sono in corso, anzi speriamo di avere già i risultati, i test rapidi in una scuola di Bassano, Litis Fermi, dove si era registrato sabato il caso di uno studente positivo. Sapete che adesso c'è questa nuova modalità che consente di sapere i dati di sapere il risultato velocemente, positivo o negativo, e in base alla nuova ordinanza del Presidente della Regione in vigore da sabato anche di consentire agli alunni che risultano negativi di proseguire il loro percorso in aula e di non restare, come è successo nei giorni scorsi, ad esempio nel caso dell'Altopiano di Asiago, non restare in isolamento a casa fiduciario, preventivo. Tra l'altro nei prossimi giorni, proprio per il cluster della zona di Asiago, è previsto il secondo tampone per ulteriore conferma, quindi seguiremo anche nei prossimi giorni questa situazione. A proposito di questo, allora, i bollettini del lunedì di Azienda Zero sono un po' più articolati e più numerosi. Allora partiamo con lo sguardo al numero di soggetti in isolamento domiciliare con sintomatologia in Veneto. Siamo a un totale di 41, quindi davvero pochissimi, addirittura 0 in provincia di Treviso, cioè nessuno di quelli che sono in isolamento domiciliare ha sintomi. 0 anche a Verona, 8 a Vicenza, 9 a Venezia, 6 a Rovigo, 13 a Belluno, 5 a Padova. Vediamo invece il dato dei soggetti totale in isolamento domiciliare. Ci sono ovviamente i positivi, 2636, i viaggiatori in spostamento 798, i contatti con i positivi, come prevede il protocollo, si controlla anche chi è stato a contatto, 5574 e altri 298, per un totale attuale di 9306. Il dato è aggiornato a questa mattina alle 8, 2 minuti e 49 secondi, insomma il referto è molto preciso. Vediamo anche questo grafico, durante la puntata ve ne proporrò anche altri, un po' alla volta, per non dare troppe informazioni. Allora, questo è il dato totale, appunto vedete che c'è un'oscillazione, una specie di montagna russa. Si era superata quota 10.000 il 1° ottobre, piano piano questa quota di soggetti in isolamento domiciliare in Veneto sta scendendo. Certo, sono ancora 9.000 rispetto ai primi di settembre, quando eravamo sotto quota 8.000, insomma c'è ancora davvero molto da fare. Allora, organizziamo subito i collegamenti nel frattempo proprio su questo tema. Appunto abbiamo i nostri inviati in giro per il territorio. Vediamo il totale da un altro punto di vista. Allora, questa è una curva che mano a mano si sta aggiornando. La tabella parte dal 23 di agosto, rende ancora più evidente quello che è successo nel mese di settembre. 23 agosto in Veneto c'erano 1989 persone positive, adesso siamo stamattina alle 8 a 4.401. Vedete che c'è stata la risalita più veloce tra fine agosto e i primi di settembre, e poi dal 22-23 di settembre, gli ultimi 10 giorni circa, un costante aumento, più che raddoppiato. Insomma, i casi in una quarantina di giorni. Crescono ovviamente anche le linee azzurre e verdi, il numero delle persone totalmente coinvolte.
e il numero dei guariti, due linee che salgono costantemente. Le variazioni sono molto più oscillanti, ovviamente. Qui abbiamo l'ultimo dato, 230 casi in più rispetto a ieri. La linea rossa, cioè la variazione dei positivi, è da 2 giorni superiore a quella dei guariti. Questo non è un dato rassicurante, perché vuol dire che contraggono il virus più persone di quelle che guariscono nel corso delle 24 ore. Vediamo anche il dato dei ricoveri, che è importante perché è un ulteriore segnale su quello che sta succedendo. Questo è sempre il periodo degli ultimi 40 giorni, dal 23 di agosto fino a stamattina alle 8. Ricoveri in area non critica erano 125, siamo a 255, quindi raddoppiati, con una crescita sostanzialmente costante, solo un paio di discese, ma di poco conto. La linea verde invece indica i ricoverati in ospedali di comunità, siamo a 38, ma anche qui la linea è risalita e sono 29 quelli in terapia intensiva. Allora, a proposito di situazione contagi, di tamponi in corso, ci colleghiamo con Chiara Gaiani, che è all'esterno dell'Istituto Tecnico Fermi di Bassano. Buongiorno Chiara. Buongiorno Mirko, buongiorno a tutti i telespettatori. Mi trovo proprio all'interno del cortile dell'Istituto Fermi e qui sono presenti i tecnici dell'ULSS 7 che in questo momento stanno eseguendo i tamponi rapidi sulla classe in cui poi è stato riscontrato uno studente positivo, sui docenti che sono gravitati intorno a quella classe, su un addetto del personale, un tecnico di laboratorio. I ragazzi coinvolti, il dirigente scolastico non ha voluto dirci di quale classe si trattasse. Sono 25, 7 se non ricordo male sono gli insegnanti, quindi diciamo che i tamponi sono iniziati circa un'ora fa e quindi il dirigente scolastico è proprio in attesa di conoscere i risultati. Sono arrivati, ci ha detto, i tecnici appunto dell'ULSS, il personale sanitario che ha già effettuato i tamponi, li sta facendo in questo momento nell'aula della scuola adibita proprio a infermeria Covid. I ragazzi per quest'oggi erano a casa, sono stati lasciati a casa, sono arrivati qui alle 11, tutti con l'autorizzazione firmata dai genitori per l'esecuzione del test. La notizia della positività di uno studente del Fermi al coronavirus è arrivata al dirigente scolastico nella tarda mattinata di sabato, quando ancora non erano arrivate tutte le scuole, cosa che sta accadendo proprio in queste ore. L'autorizzazione l'autorizzazione richiesta a tutte le famiglie per l'esecuzione dei tamponi rapidi. È stata proprio l'ULSS in modo diretto a contattare tutte le famiglie, tutti i genitori per l'esecuzione dei test, inviando una mail alle famiglie. I ragazzi sono arrivati con la loro autorizzazione e quindi diciamo che a minuti si conoscerà l'esito. Che cosa accadrà poi in seguito? Ci ha detto il dirigente scolastico che, essendo questa una scuola molto particolare dove è importante anche la parte di laboratorio, i ragazzi saranno comunque inviati in didattica a distanza, mentre se negativi potranno continuare a insegnare gli insegnanti. Ecco Chiara, proprio questa è la novità, no? L'ordinanza regionale, l'ultima, firmata dal Presidente Zaia, è entrata in vigore sabato. Allora è successo che nelle more dell'applicazione qualcuno appunto è stato tenuto a casa. Qui c'è una precauzione ulteriore da parte del dirigente, mentre se oggi si verificasse un positivo, si fanno i tamponi, quelli negativi, correggimi se sbaglio, possono praticamente da subito tornare in aula. Si possono da subito tornare in classe con una serie di prescrizioni, e cioè in classe devono tenere obbligatoriamente la mascherina, non possono usare le classi coinvolte gli spazi comuni, quindi entrare nei laboratori o fare educazione fisica in una palestra, e questo diciamo per una scuola come il Fermi, ci spiegava il dirigente scolastico, è una grossa limitazione a quella che è l'attività scolastica. Quindi la lezione
formazione frontale, quindi di spiegazione, si può fare anche a distanza. Tra l'altro aggiungo che le classi prime di questa scuola frequentano tutti i giorni per il momento, mentre le altre classi sono già in parte in ex-DAD, si chiama DDI adesso, quindi questa didattica digitale, e quindi significa che un terzo dei ragazzi frequentano le lezioni da casa, un terzo dei ragazzi di ogni classe, perché sappiamo che nelle more di quelli che sono stati proprio tutti i decreti che hanno portato alla riapertura delle scuole, ogni classe, in modo particolare le scuole secondarie di secondo grado, hanno potuto organizzarsi in base a quelli che erano gli spazi all'interno della scuola, ma anche le esigenze di ogni singolo istituto. Siamo invece in attesa di capire, aggiungo Mirko, che cosa accadrà per quanto riguarda il liceo Brocchi di Bassano, dove c'era un insegnante che è risultato positivo nei giorni scorsi, e per ora abbiamo parlato con il vice dirigente, le classi sono in didattica a distanza, anche se i tamponi effettuati sabato, i tamponi rapidi effettuati sabato sono risultati tutti negativi. Doveva capire, insomma, si stava informando il vice dirigente del liceo Brocchi, se questi ragazzi con le prescrizioni di cui parlavamo poc'anzi potranno da domani o nei prossimi giorni rientrare in classe, come da nuova ordinanza che ricordavi tu, firmata dal presidente Zaia venerdì e poi entrata in vigore sabato. Benissimo Chiara, allora in che tempi i risultati dovrebbero essere immediati, quindi forse anche prima delle 13? Potrebbe essere anche prima delle 13. Li stanno facendo man mano. Se per caso avessi delle novità, degli aggiornamenti, mi rifaccio viva. Perfetto, grazie a Chiara Gaiani dall'ITIS Fermi di Bassano, in attesa anche di questi aggiornamenti, speriamo con notizie buone, ovvero l'esito negativo dei tamponi. In attesa di collegarci anche con Padova, do questa segnalazione, abbiamo anche una foto, purtroppo un'altra persona scomparsa, segnalazione che arriva dal Soccorso Alpino, Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore. Vigili del fuoco e carabinieri stanno cercando un uomo nella zona sopra Malga Pezzie de Parù, dove ha parcheggiato la macchina ieri mattina per andare a funghi. Leopoldo Celegon, 72 anni, di Castelfranco Veneto, era partito da casa ieri mattina alle 5, l'ultima chiamata ai familiari verso le 9:30 di ieri mattina, l'allarme è scattato alle 20 di ieri sera e subito sono partiti i soccorsi e le perlustrazioni in zona, riprese questa mattina le prime luci del giorno. Ci sono presenti anche diverse unità cinofile da ricerca di superficie, partita anche un'unità cinofila molecolare. Il cellulare di Leopoldo Celegon non è più raggiungibile da ieri. Leopoldo è alto 1,80 m, pesa una novantina di chili, quindi un uomo robusto, capelli castani e occhi scuri. Chi avesse sue notizie dal Bellunese, da quella zona appunto intorno, ripeto, sopra Malga Pezzie de Parù, lì era andato a funghi, chi avesse notizie di questo signore è pregato di contattare i carabinieri. Allora, non abbiamo per il momento ancora notizie di collegamenti pronti da Padova. Allora torno alle tabelle, ci siamo, eccoci qua. Allora le tabelle che dicevamo prima, bisogna tenere sott'occhio la variazione giorno per giorno, ma anche nel lungo e nel breve periodo. Dicevamo, ripartiamo da qui, regia, proprio dai ricoverati, la tendenza appunto è alla netta crescita, è un segnale importante. Sappiamo che gli ospedali sono andati in sofferenza la scorsa primavera, ne sono stati predisposti altri e qui la tendenza è a una netta crescita. La linea rossa, ripeto, indica i ricoveri in area non critica. Certo, situazioni meno preoccupanti, ma il dato è evidente, sta crescendo. Vi mostro un paio di province, partiamo dal Bellunese, anche a Belluno una crescita netta nell'ultimissimo periodo, gli ultimi 10 giorni. Sapete che c'è stato quel focolaio in Comelico, la situazione bellunese era tranquilla, intorno a 60-70 contagiati, invece adesso siamo arrivati a 235, sono
risaliti anche qui abbastanza velocemente anche i negativizzati, mentre la situazione dei deceduti è molto tranquilla. C'è stato un deceduto 4 giorni fa, ma per il resto negli ultimi 40 giorni non c'è stato nulla. Provincia di Treviso, che è quella un po' più oscillante, partiva da 675, poi era schizzata ai primi di settembre sopra quota 1000. Ricordiamo un paio di focolai, caserma Serena e uno stabilimento Laia di Vazzola. Poi la discesa sotto quota 800 e stamattina, anzi già ieri, siamo tornati sopra quota 1000 per quanto riguarda la provincia di Treviso. Crescono i guariti, 4156, i deceduti siamo stabili da 3 giorni a quota 352, anche se se ne sono registrati una ventina nel corso degli ultimi 40 giorni. Allora, in attesa di perfezionare il collegamento da Padova con Valentina Visentin, facciamo una pausa pubblicitaria. Restate con noi. Mezzogiorno e 18 minuti, buona giornata ancora, ben trovati. Focus TG, la redazione di Rete Veneta a caccia di notizie. Stiamo aspettando appunto le novità dall'esito dei tamponi rapidi all'ITIS Fermi di Bassano. Vediamo quali novità invece ci sono da Padova. Valentina Visentin con il supporto di Federico Cibotto. Buona giornata a entrambi. Non abbiamo l'audio però per un motivo misterioso. Che adesso eccolo qui, adesso sì. Buongiorno Valentina di nuovo. Buongiorno Mirko, come vedete siamo in zona universitaria vicino ai dipartimenti di biologia perché abbiamo appena sentito l'immunologa Antonella Viola per chiederle insomma quanto sia opportuno inserire l'obbligo della mascherina all'aria aperta anche durante la giornata. Come ben sapete il sindaco di Padova Sergio Giordani nei giorni scorsi ha detto di essere sul punto di firmare una nuova ordinanza. Si attende ancora qualche giorno, molto probabilmente avremo la risposta definitiva mercoledì, insomma, perché ha il dubbio di firmare o meno questa ordinanza relativa all'introduzione e all'obbligo nuovamente di mettere la mascherina all'aperto anche durante le ore del giorno. Quello che serve, ha detto Antonella Viola, nota immunologa padovana della Fondazione Città della Speranza, sono i controlli. Questo è prioritario, bisogna vigilare nei luoghi di assembramento. Lì la mascherina è opportuna perché insomma, se siamo alla fermata dell'autobus o in un mercato o al bar, è opportuno in un luogo di assembramento utilizzare la mascherina. Renderla obbligatoria anche solo per una passeggiata al parco è un provvedimento forse eccessivo, perché quello che servono, ha detto l'immunologa, sono i controlli per evitare gli assembramenti. Quindi maggiori controlli, questa è la richiesta che fanno le persone di scienza anche alla politica. Vedremo nelle prossime ore la decisione del sindaco Sergio Giordani, che ha detto che entro mercoledì darà una risposta se firmare o meno questa ordinanza che come per il Lazio rimporrebbe la mascherina anche durante le ore del giorno. Ecco Valentina, ricordiamo che su questo c'è una discussione in corso anche in ambito di Consiglio dei Ministri. Oggi se ne dovrebbe discutere per capire se applicare questa norma appunto a livello nazionale, nel qual caso l'ordinanza del sindaco sarebbe inutile. Può essere più restrittiva su qualcosa che è già in vigore adesso, ma non più larga. Ti aggiorno anche con un'ultima ora, arriva da Parigi, da domani bar chiusi, una stretta per i ristoranti. La situazione nella Francia però sappiamo è molto peggiore rispetto all'Italia. Ecco, il dato che ha sottolineato l'immunologa Viola, non so se può essere interessante da analizzare, è che ha detto come ad agosto assistiamo ad un nuovo rialzo dei contagi. Quello che è interessante capire è se questo rialzo dei contagi poi rimarrà stabile, perché se rimane stabile non continua ad alzarsi in progressione, quindi la cosa vuol dire che è gestibile da sotto controllo. Si tratta di un riassestamento anche alla luce delle nuove riaperture, cioè la scuola ovviamente, anche se dice che di fatto i maggiori contagi si registrano in ambito familiare o lavorativo. Altre notizie da Padova e dintorni?
Altre notizie, torneremo poi anche nei telegiornali serali a rioccuparci della vicenda dell'aggressione del noto penalista Piero Longo, per capire quali sono le novità, perché si cerca ancora di chiarire le varie posizioni delle 3 persone che sono coinvolte nell'aggressione e anche della posizione dello stesso avvocato Longo. Di fatto sono i 2 che in un primo momento erano stati arrestati, si trovavano ai domiciliari. Da sabato hanno l'obbligo di dimora a Padova, il divieto di avvicinarsi all'avvocato Longo e l'obbligo di firma. Invece rimane denunciata a piede libero la terza donna coinvolta, che ha fatto sapere: consideravo l'avvocato Longo come un padre e non volevo assolutamente che quello che insomma, non volevo accadesse l'aggressione, insomma. Quindi queste sono le prime parole che ha detto. Cercheremo di capire se ci sono novità anche su questa vicenda. Molti ancora sono i dubbi e i contorni da chiarire. Intanto migliorano le condizioni di salute, perché l'avvocato Longo è tornato a casa dopo il ricovero in ospedale che c'era stato a seguito appunto dei traumi facciali, e sta trascorrendo la sua degenza nell'abitazione proprio dove è avvenuta anche l'aggressione. Ecco, vedo molta gente che passeggia sulla tua destra e molto traffico invece sulla tua sinistra. Spero siate in zona sicura, no? Certo, siamo in zona sicura. Quello che vedete, il traffico, sono gli studenti che stanno andando a lezione, e l'altro invece visto che siamo anche vicino alla zona fiera, zona stazione, quindi questa è una zona piuttosto trafficata della città. Benissimo, allora Valentina Visentin con Federico Cibotto, grazie per il collegamento, buon lavoro. Poi buon lavoro. Noi andiamo adesso con un filmato un po' sgranato, ma ringraziamo chi ce l'ha inviato. Un fatto che è successo intorno alle 22 di ieri sera, poco fuori l'abitato di Trevignano, in provincia di Treviso. Un bilico si è incastrato sull'argine della superstrada pedemontana, che lì è ancora in costruzione, via Manzari. È rimasto in bilico, rischiando di cadere sia dalla parte della pedemontana sia dall'altra parte. Sul posto pompieri con autogru, un mezzo e anche i carabinieri. Questo dunque l'aggiornamento dal trevigiano, ripeto, comune di Trevignano. Restiamo in tema vaccino allora con un servizio che arriva dalla redazione di Vicenza. L'autunno ormai è alle porte, primi freddi, prime piogge, le abbiamo viste, le malattie stagionali. Particolare preoccupazione, lo sapevamo già dalla scorsa primavera, che sarebbe arrivato questo momento in cui si mescola il Covid con l'influenza stagionale. Allora bisogna riconoscere, distinguere i sintomi dell'uno e dell'altro virus. Fondamentale dunque la prevenzione, ed ecco perché vaccinarsi sarà ancora più importante. Al via la campagna vaccinale anti-influenzale, che nell'uso ottoberica inizierà ufficialmente il 12 ottobre. Una prima tranche delle dosi destinate alla nostra area sarebbero già arrivate nelle disponibilità dei medici. La macchina organizzativa è già all'opera per offrire il servizio nelle forme previste dalle norme. Quest'anno però sarà particolarmente necessario vaccinarsi. Ad illustrarci i 3 motivi principali, il direttore malattie infettive dell'Usberica, Vinicio Manfrin. La vaccinazione serve a livello individuale, naturalmente, perché le complicazioni è vero che compaiono nelle persone più vulnerabili, ma possono comparire anche nei giovani, e comunque è uno strumento essenziale per la salute personale. Perché non si diffonda l'infezione, e questo è il secondo motivo, nel senso che se io, anche se un giovane, ho una forma modesta, posso infettare altre persone, tra cui alcune persone vulnerabili, tra l'altro le persone anziane che abbiamo a casa nostra, quelle che incontriamo nel mondo del lavoro o nella vita sociale. La terza e grande preoccupazione per quest'anno, per cui stiamo insistendo molto nell'espandere la campagna, riguarda la gestione poi a livello del Servizio Sanitario Nazionale, cioè una epidemia influenzale andrebbe a sovrapporsi all'epidemia Covid, intaserebbe le strutture e renderebbe necessaria una diagnosi differenziale che metterebbe a dura prova, se i numeri sono quelli che potrebbero essere nell'ambito di un'epidemia influenzale, metterebbe a dura prova e i pronti soccorsi, e i nostri laboratori, e le nostre capacità diagnostico e terapeutiche.
Appunto, i vaccini però poi bisogna farli, c'è chi è obbligato, cioè chi ha contatto con il pubblico, sono gratuiti sopra i 60 anni, quest'anno è stata abbassata la soglia, era a 65 anni, c'è preoccupazione però tra i farmacisti sul numero di dosi di vaccino, il Veneto sappiamo ne ha comprate in più rispetto all'anno scorso, dosi che andranno nelle mani dei pediatri, dei medici di base, ma sembra che alle farmacie invece ne rimarranno pochi, vediamo. In Lazio il governatore Zingaretti propone che il vaccino anti-influenzale venga iniettato anche dai farmacisti, ma la reazione dell'Ordine dei Medici è stata nettamente contraria. In Veneto ecco la testimonianza di un farmacista di Bassano, chiara su questo punto. Ci sono state delle proposte per far fare dei corsi ai farmacisti per imparare a fare il vaccino, però poi qualcuno si è opposto. Quindi questo non si farà assolutamente. Escluso quindi che per il momento il vaccino possa essere fatto in farmacia. Resta il punto interrogativo anche sull'acquisto dei vaccini antinfluenzali, che sembra saranno distribuiti alle farmacie in numero bassissimo. Io ogni anno ordino i miei 400 vaccini. Quest'anno il fornitore mi ha detto no, mi dispiace, lei i vaccini non li può ordinare perché sono stati tutti sequestrati dal Ministero della Sanità. Alla fine ogni farmacia riceverà 10-15 vaccini, ma cosa ce ne facciamo? Cioè servono per noi che ci lavoriamo dentro, ma se io l'anno scorso ne vendevo 400, perché quest'anno non li posso avere? La priorità dunque andrà ai medici di base e ai pediatri, che dovranno garantire il vaccino a tutti i soggetti più a rischio influenza, ovvero i bambini e gli anziani, e alle categorie dei lavoratori più esposti. Certo, per le farmacie sarà un grandissimo problema, perché già adesso abbiamo moltissime richieste, molte richieste più degli anni scorsi, ma noi non sappiamo cosa dire e non saremo in grado di fronteggiare queste richieste. In un recente incontro con i vertici delle associazioni di farmacisti, il Ministero ha dichiarato corrette le richieste della categoria di avere un numero di dosi sufficienti anche per le persone che vogliono acquistare il vaccino e che ogni giorno si recano al lavoro o viaggiano sui mezzi pubblici. Il Ministero si è così attivato per trovare entro i prossimi giorni una soluzione che consenta di rispondere ai bisogni della popolazione non compresa nelle categorie a rischio. La situazione è delicata, probabilmente il Ministero vuole un controllo generale e centralizzato dei vaccini. Dalla Regione Veneto l'assessore alla sanità Lanzarin si dice preoccupata di non avere vaccini influenzali per tutti. Stiamo cercando, afferma, di capire come garantire a chi ne ha bisogno la possibilità di poterlo fare, e la Lanzarin non esclude l'ipotesi che si possa decidere di recuperare i vaccini mancanti anche da altri paesi. Dunque c'è il problema della fornitura dei vaccini e poi di chi li deve somministrare. C'è un'altra proposta, quella dei farmacisti, abbiamo capito la disponibilità dei farmacisti non è stata accolta dal Ministero, c'è la possibilità, la stiamo verificando in queste ore, che siano gli infermieri abilitati già a fare i vaccini a poterli fare in farmacia. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore, intanto facciamo un'altra breve pausa, a tra poco. e 34 minuti, ancora una mezz'oretta insieme nel nostro Focus TG. Parleremo tra poco dei ballottaggi, ce ne sono solo 2 in Veneto, vi daremo gli ultimi aggiornamenti, ma abbiamo anche la cronaca da seguire, in particolare da Bassano. La nostra Angelica Montagna è all'esterno del comando dei Carabinieri. Buongiorno Angelica. Sì, buongiorno Mirko, buongiorno a tutti i telespettatori. Abbiamo rischiato di avere un nuovo caso Erika e Omar dell'atroce delitto di Nove Ligure, perché anche qui a Bassano del Grappa si stava progettando di uccidere i familiari. Non è una burla, non è una trovata da minori, sta di fatto che questa coppia di giovani fidanzatini avevano iniziato anche nelle conversazioni via chat a capire come ammazzare la mamma per prima e poi anche il resto della famiglia. Se ne è accorto un compagno che ha seguito questi eventi, che se da prima l'ha presa come insomma così un po' una burla da giovani, un po' comunque grave,
poi si è reso conto che in realtà si stava davvero progettando di come ammazzare la mamma, se nel letto con il cuscino, se poi invece avere il coltello. Sta di fatto che spaventato, dopo tempo che lui probabilmente era riuscito a vedere le loro conversazioni via web, spaventato si è recato in municipio a Bassano a chiedere aiuto. A Bassano naturalmente hanno subito chiamato i carabinieri, io sono proprio fuori dalla caserma di via Emiliani qui a Bassano per capire se poteva esserci un fondamento. Le indagini sono andate avanti e purtroppo il fondamento c'era. Ecco, in questo momento il maggiore Filippo Alessandro, che comanda appunto il comando compagnia dei carabinieri di Bassano, ci ha detto che le indagini in questo momento preciso, oggi, sono ferme per disposizione della procura dei minori, che sta vagliando e vedendo come procedere. Sta di fatto che anche la reazione dei genitori, se da prima è stata incredula, poi invece insomma è stata una reazione naturalmente molto grave, di gravità e di incredulità all'inizio. Adesso però si sta cercando di aiutare anche questi due giovani, ma anche di capire come procedere legalmente nei loro confronti. Quindi grazie a l'intervento di questo ragazzino che ha capito bene che non si trattava di una conversazione, anche perché le conversazioni avevano preso un piede piuttosto importante e grave, quindi si stava veramente capendo come anche procurarsi, insomma, quelli che potevano essere gli arnesi per poter eliminare appunto dapprima la mamma, poi il resto della famiglia, ma di questo insomma vi parleremo sicuramente in maniera più dettagliata nei nostri telegiornali di questa sera. Grazie Angelica, insomma una vicenda drammatica, terribile nelle sue intenzioni. Per fortuna non si è arrivati all'attuazione, come nel caso che ricordavi di Novi Ligure, che per tanto tempo poi ha occupato le cronache televisive. Vedo che a Bassano, cambiando argomento e alleggerendo di molto, a Bassano splende un bel sole, no? Ma sì, oggi qui la temperatura è anche mite, è una temperatura che ricorda un ottobre sicuramente bello. Le previsioni del tempo naturalmente vanno seguite sempre, perché abbiamo visto in maniera repentina come il tempo può cambiare, come in realtà porti a volte dei disastri. Ecco, temevamo anche noi il sabato, soprattutto le previsioni avevano detto dalle 11 in poi qui a Bassano. In realtà insomma poi abbiamo visto che via via, mano a mano che passavano le ore, si è schiarito, e questo non può che renderci felici, visto appunto anche purtroppo invece nel resto d'Italia quello che è successo. Benissimo Angelica, allora ti lasciamo al resto della giornata con le notizie da seguire a più tardi. Nel frattempo vi avviso che tra poco ci ricollegheremo con Chiara Gaiani, perché sono in arrivo i risultati dei test rapidi all'ITIS Fermi. Sarà proprio Chiara a darci tra poco le notizie. Intanto passiamo alla politica. Oggi è ancora giorno di voto, si vota fino alle 15, in particolare a Castelfranco e a Portogruaro. A Castelfranco la sfida è tra il sindaco uscente Stefano Marcon, candidato del centrodestra, e Sebastiano Sartoretto, che corre per il centrosinistra. Alle 23 di ieri l'affluenza è stata del 39,6%, il primo turno era stata del 45,24%. Seggi aperti fino alle 15, subito dopo inizia lo spoglio delle schede per capire chi guiderà la città del Giorgione per i prossimi 5 anni, e vedremo se ci sarà anche un recupero dell'affluenza, ma storicamente il secondo turno, quello del ballottaggio, fa registrare un calo. Vediamo anche a video, regia a computer, il dato di Portogruaro, l'altro comune veneto chiamato al voto. Anche qui c'è stato un calo, primo turno era il 49,33%, 7 punti in meno circa a ieri sera alle 23, 42,58% appunto per la città di Portogruaro. Risultati che si dovrebbero avere abbastanza velocemente, trattandosi appunto di un ballottaggio, quindi o l'uno o l'altro, il conteggio sarà abbastanza veloce.
Restiamo alla cronaca in attesa del collegamento con Chiara Gaiani e torniamo nella città del Santo con un tassista picchiato e rapinato e caccia 2 clienti armati niente meno che di taser. Aggredito da una coppia che ha cercato di stordirlo con un taser per rapinarlo, vittima di questa brutta storia un tassista padovano che venerdì notte è stato malmenato da 2 clienti. Il 58enne aveva caricato i 2 in Prato della Valle, la richiesta di accompagnarli in via Matera alla Paltana, ma qui dopo aver fatto accostare il taxi in una zona buia è iniziata la colluttazione. La donna ha puntato il taser alla gola del tassista, che però era riuscito a divincolarsi ed afferrare la ragazza per i capelli. A questo punto è intervenuto anche il complice, che ha cercato di bloccare il tassista, ma anche qui riesce a difendersi nonostante i continui colpi sferrati dalla giovane con il taser. Alla fine i 2 aggressori, descritti come 2 ragazzi poco più che 20enni, sono riusciti a scappare con il cellulare del tassista. L'uomo ha raggiunto la stazione dei taxi all'ospedale per farsi medicare le ferite al volto e allertare le forze dell'ordine, che ora stanno indagando sull'episodio. Altre indagini invece nella Bassa Padovana. I carabinieri di Abano Terme hanno effettuato dei controlli ai locali della Movida e sentite quali irregolarità sono venute fuori. Covid e Movida, il tema al centro dell'agenda del governo, ha visto impegnati i carabinieri anche nella Bassa Padovana. Operazione dei militari dell'Arma nella notte tra sabato e domenica in centro a Monselice, da cui sono emerse irregolarità in almeno 3 locali che hanno portato alla loro chiusura per 3 giorni e una sanzione amministrativa di 400 euro. Mancato uso della mascherina all'interno dei locali da parte dei dipendenti e assembramenti di persone dentro e fuori sono le irregolarità riscontrate. Da un controllo del NAS, inoltre, in una delle 3 attività sono emerse irregolarità che hanno portato al sequestro di 30 kg di alimenti e una multa di 5.500 euro. Degli 8 esercizi controllati, dunque, 3 sono risultati non a norma. Nell'ambito del servizio sono state impegnate 10 pattuglie della compagnia di Abano Terme, 2 unità dei NAS di Padova, un'unità cinofila e personale del nucleo operativo e radiomobile, per un totale di 30 uomini. Allora, in attesa del collegamento con Chiara Gaiani, che ci darà, ripeto, l'esito, perché glielo stanno comunicando in questi minuti, l'esito dei tamponi rapidi all'ITIS Fermi, facciamo un salto, credo, in altopiano di Asiago, in mezzo alla nebbia, con tanto di cappello, allora il nostro Ferdinando Garavello fa anche rima. Buongiorno. Buongiorno Mirko, buongiorno anche ai nostri telespettatori, chiedo scusa per la mise non proprio televisiva. Io spero che alle mie spalle si veda ancora parte di questa mandria di 80 vacche, perché si chiamano così tecnicamente, le mucche sono quelle delle fiabe, che stiamo portando a valle dalla piana di Marcesina fino all'abitato di Stoner. Siamo sull'altopiano dei 7 comuni. Questa è una delle ultime transumanze della stagione. È un'esperienza bellissima, perché comunque fa capire quanta fatica c'è dietro ai lavori della montagna. Vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete giù? Sì, si intravedono. No, sì, benissimo, si vedono, nonostante la nebbia che grava appunto sull'altopiano. Purtroppo abbiamo avuto pioggia, sole, nebbia, abbiamo avuto tutte le classiche situazioni che si possono avere in altopiano. Magari cercheremo di tirar fuori da questa esperienza un servizio per i nostri telegiornali. Il consiglio per i nostri telespettatori, per tutto tempo per vedere anche transumanza. Ricordiamo che è un patrimonio anche UNESCO, perché è una cosa che fa parte della nostra tradizione, della nostra storia, delle nostre radici. C'è ancora tempo per vederne qualcuna, perché da qui a novembre probabilmente qualcun altro scenderà dall'alpeggio. Vale sempre la pena di farla, di seguirla, un po' di fatica, ma la soddisfazione, il divertimento e anche le emozioni che si provano nell'accompagnare una mandria, questa media di 80 vacche, ma sappiamo che nei prossimi giorni, domani per esempio dai Galgi in zona Conco ne scenderanno 400 fino a San Pietro in Gu, quindi se ne possono vedere, ne vale sempre la pena. Ecco, questo era il senso di questo
collegamento un po' estemporaneo, vi cedo la linea, buona giornata a voi e a tutti i nostri telespettatori. Grazie allora Ferdinando Garavello, temperatura immagino non proprio calda in altopiano, anzi se sei ancora collegato a quanto siamo Ferdinando? Ma insomma si vede tutto l'Ortigara imbiancato, da qui naturalmente no, ma appena più in là si vede tutto l'Ortigara bianco, quindi appena più in alto ha fatto neve, la prima neve vera della stagione che ha imbiancato bene. Benissimo, allora buona giornata e buon divertimento a Ferdinando Garavello. Pausa e poi torniamo con gli aggiornamenti dal Fermi sui tamponi agli studenti. Ultimi minuti insieme, allora, come promesso, come annunciato, ci ricolleghiamo subito con Chiara Gaiani fuori dall'ITIS Fermi. Sono arrivati i risultati, Chiara? Sì, sono arrivati i risultati, tempi rapidissimi, abbiamo potuto toccarlo con mano. Sospiro di sollievo, sono tutti negativi, quindi negativi 25 studenti che sono stati sottoposti al tampone, così 7 insegnanti e così il tecnico di laboratorio. A darci la notizia è stato il dirigente scolastico che appunto ha tirato un letterale sospiro di sollievo insieme a tutti noi, come ci aveva però spiegato i ragazzi, la coinvolta, quindi 25 studenti, per loro scatterà la didattica a distanza in ogni caso, anche se l'ordinanza regionale prevederebbe che questi ragazzi, essendo tutti negativi, potrebbero tornare in classe. In realtà questo è un istituto di istruzione superiore, c'è meccanica, c'è elettronica, quindi tantissimi laboratori, tanti spazi in comune, difficoltà di gestione, perché tra l'altro questi spazi non potrebbero utilizzarli come da prescrizione. Quindi per questa classe scatta la didattica a distanza, mentre gli insegnanti possono rientrare a scuola e quindi all'interno delle differenti classi. Per quanto tempo, Chiara, la didattica a distanza? E per il tempo in cui si sottoporranno al secondo tampone dovrebbero essere 10 giorni. Perfetto, allora almeno la buona notizia è che sono tutti negativi ed è quella che aspettavamo. C'è altro da aggiungere in un minuto? Allora, in un minuto aggiungerei che forse 10 giorni non sono 10 ma sono 14, quindi perdonatemi questa incertezza e vorrei aggiungere una notizia riguardo invece il liceo Bocchi. Sapete che il caso di insegnante positivo è stato segnalato nella giornata di venerdì, quando poi sono scattati tutti i tamponi all'interno delle 2 classi coinvolte, una seconda, una quinta, tutti negativi anche in questo caso. Il dirigente scolastico, i vertici dell'Istituto Brocchi sono in collegamento con la direzione dell'ULSS 7 per capire se in questo caso gli studenti possono rientrare a scuola, e una risposta dovrebbe arrivare entro la serata di oggi. Come vedete il sole sta facendo le bizze, perché qui a Bassano abbiamo un'alternanza di sole, ho preso anche un po' di pioggia, vi racconto, e quindi ogni tanto vado al buio. Succede anche questo. C'è un nuvolone alle tue spalle, credo, sul Pasubio, da quelle parti. Benissimo, allora Chiara, il servizio più ampio nel TG di questa sera alle 18:50 e poi altre notizie. Grazie e buon lavoro. Grazie, arrivederci. E allora l'ultima occhiata la diamo proprio al radar dell'ARPAV per vedere che effettivamente ci sono piccolissimi segnali di precipitazioni, ma insomma il grosso di questa ondata è passata. Lo stato di attenzione, anzi avviso di criticità, è fino alle 14 di oggi, ma ormai il grosso è passato. Adesso c'è un po' di attenzione per i fiumi e qualche fenomeno franoso segnalato, e non è la prima volta, nel comune di Borca di Cadore. Con questo noi chiudiamo l'appuntamento di oggi di Focus TG, 18:50 il TG Bassano, 19:20 il TG Vicenza, e poi torniamo domani sempre a mezzogiorno. Buona giornata.